Buona giornata, bentrovati, appuntamento del mercoledì, sempre naturalmente con la vostra e nostra web tv www.venetoglobe.com. Vi ricordo che trovate tutte le nostre interviste, i nostri reportage, le nostre inchieste in modalità on demand appunto su www.venetoglobe.com, i canali Facebook e YouTube che naturalmente ci portano anche a scoprire e a vedere per esempio le telecronache di gare di calcio e di basket. In questa settimana per voi realizzata nel fine settimana la cronaca di Rucher San Vendemmiano contro Bernareggio, si è giocato a Bernareggio sabato scorso. Andiamo a vedere e a ricordarvi che ci trovate anche sul canale 95 di Caffè TV 24, canale 95 Veneto e Friuli Venezia Giulia, l'emittente del Nord Italia Caffè TV 24 ogni sera 19:40-45 circa, poi in seconda fascia e nella primissima parte della mattinata. Delude il tennis nazionale nella Coppa Davis, si sta disputando a Madrid. Italia che perde dal Canada e ora deve vincere assolutamente con gli Stati Uniti per poter ancora sperare. Si punta alla qualificazione come miglior seconda. Il basket nazionale e la quinta vittoria casalinga dell'Armani Milano che batte 92-88 il Maccabi di Tel Aviv. Il prossimo turno per Milano in Coppa sarà domani ancora in casa contro l'Efes Pilsen alle ore 20:45. Andiamo in Eurocup dove cade Brescia a Lubiana per 73-62, in Champions invece Sassari passa ad Holon per 94-92 dopo una splendida rimonta della squadra di Pozzecco. Per il volley europeo l'Imoco Volley Conegliano ha vinto un pochino a fatica, 3-2, ha perso il primo set, poi si è riportata in parità, era passata in vantaggio nel terzo set, si è fatta raggiungere al quarto e poi il quinto set. Non c'è stata storia il quinto set con l'entrata diciamo anche della formazione in questo momento titolare, 15-4 il risultato finale nel quinto set che chiude i giochi e dà la prima vittoria di Champions dell'anno alla formazione di Kapitan Volos. Oggi vanno in campo per quanto riguarda le coppe Scandicci ad Istanbul e Novara in casa contro le russe dello Yonzi. La Superlega maschile tocca la settima giornata, siamo sempre nella pallavolo però maschile appunto e tocca la settima giornata, vi dicevo, con Milano-Modena, queste le gare, Vibo Valencia-Verona e Trento-Padova. In A1 femminile per ritornare all'Imoco, anticipo dell'ottava giornata con Chieri-Casalmaggiore questa sera, mentre domenica l'Imoco scenderà in campo nuovamente al Palaverde contro Scandicci. Andiamo a parlare del rugby del Benetton. I Leoni sono tornati a casa dopo la prima di Heineken Champions Cup contro il Leinster che ha vinto per 33-19 e sabato prossimo attende a Monigo il Northampton che tra l'altro è primo in Inghilterra. Andiamo a sentire proprio dalla viva voce di uno dei giocatori che si è distinto appunto contro il Leinster, ovvero Marco Lazzaroni, quali sono stati i sentimenti, naturalmente tra l'altro anche per lui i suoi 100 caps festeggiati proprio a Dublino. E allora è andata questa prima di Champions, non è andata sicuramente come prevedevate? No, sicuramente non come avevamo previsto, però il bello del rugby è che ogni settimana ti dà un'opportunità nuova di fare qualcosa di buono, quindi cerchiamo di prendere gli ultimi 10 minuti molto positivi in cui abbiamo finito la partita, con grandissima energia, grandissimo entusiasmo. Ci sono da migliorare anzi da limare alcuni piccoli problemi, piccoli difetti, però sicuramente la strada è quella giusta.
sta a noi adesso con consistenza percorrerla lavorando duro come abbiamo sempre fatto. L'hanno sottolineato un po' in tutti, insomma questa è la strada giusta da percorrere, anche perché insomma Leinster non dimentichiamo che è la prima squadra. Infatti insomma non è un alibi, però è giusto anche guardare il bicchiere mezzo pieno secondo me, perché bisogna vivere un po' di positività, però la strada è sicuramente quella giusta, sì, sicuramente. La diversità tra quest'anno e lo scorso anno. L'anno scorso anno era nata una sorpresa, quest'anno vi conoscono, come era stato detto. Ed è peggio, perché confermarsi dopo un bell'anno è sempre più difficile. Quindi sì, non siamo più la mina vagante, ma siamo la squadra da non sottovalutare, perché l'anno scorso abbiamo fatto molto bene. Sicuramente è una cosa che ci dà forza, perché non deve assolutamente essere una cosa negativa. È bello anche vedere che le squadre che hanno dei grandi nomi hanno paura di noi e non ci sottovalutano. Questo per noi come giocatori e come club è una cosa molto importante. Importante è stato per te che a Leinster hai festeggiato queste 100 presenze. Direi che un campo migliore non potevi scegliere. No, c'era solo uno migliore, che era Monigo, sinceramente, però sono contentissimo, è stata un'emozione. Non credevo di vivere delle emozioni del genere. È un sogno che si avvera, sinceramente, perché non capita tutti i giorni a tutti i giocatori di avere l'opportunità di fare 100 cap con un club. E sinceramente io sono qua da quando ero quasi bambino, perciò per me è davvero un sogno che si avvera. Senti, ne avevamo accennato lo scorso anno, ma così al tocco dei 100, quali sono stati gli episodi che ricordi con più piacere, quelli più importanti, ma magari ci sono anche quelli brutti che volevi cancellare? Allora, di sicuro, in questi ultimi 6 anni, una cosa su cui ho pensato molto è la transizione che ho avuto insieme alla società, in un periodo magari di passaggio un po' meno splendido, a questo rinascimento che abbiamo avuto insomma questi ultimi 2 o 3 anni, e sicuramente questa è una cosa anche umanamente porto più all'interno, perché insomma sono orgoglioso di aver fatto questo passaggio insieme alla società, di essere cresciuto insieme alla società come giocatore e come persona. E un bellissimo ricordo che ho è sicuramente la vittoria all'Einster di 2 anni fa, che penso sia stata una delle vittorie più belle della mia vita, probabilmente. E, insomma, queste 2 cose qua vorrei condividere con voi, insomma, ecco. Cosa ti manca? Ma insomma, non manca niente, però dobbiamo comunque, ho ancora tanti obiettivi, tanti sogni da realizzare, però sono un po' scaramantico, non dico niente. E un po' di scaramanzia non guasta chiaramente anche per Marco Lazzaroni, complimenti a lui. Intanto, vedete, il presidente Zatta è stato riconfermato alla guida del CDA della società. Ok, al bilancio si è parlato di Accademia Under 20, visto che le accademie dovrebbero avere sede dove ci sono proprio le franchigie del Pro 14. Passiamo al basket in A1, TVB De Longhi Treviso domenica prossima sarà a Roma per affrontare la Virtus Roma. Intanto anche in questa sede c'è stato il rinnovo delle cariche del consorzio di Universo. Rizzo è rimasto presidente e Giorgio Paladin il vicepresidente. Nella A3 di pallavolo maschile per il Motta di Levenza è arrivato il prossimo turno, sarà in trasferta a Portoviro. E allora dalla pallavolo maschile al calcio il passo è breve, un calcio che vive le dimissioni di Micciche in queste ore, presidente di Lega dal 2018. Il banchiere ha salutato tutti per le voci sulla sua persona che lui ha giudicato veramente inaccettabili. L'Under 21 dell'Italia vince contro l'Armenia per 6-0, quindi dopo il 9-1 della nazionale maggiore arriva il 6-0 dell'Italia Under 21. Doppietta di Ken, tra l'altro il tecnico Nicolato che vedete viaggia senza gol subiti in ben 5 gare. E adesso parliamo del number one, no? Eccolo qui, Mourinho è ritorna in pista, lo fa prendendo il posto dell'esonerato Pochettino al Tottenham. Mourinho ha battuto, dicono, Allegri, che era in possibilità di prendere il suo posto, ma anche Ancelotti e anche Owe.
Andiamo in Serie A per il campionato. Juventus al comando con 32 punti nel massimo campionato del nostro paese, e Bonucci, lo vedete, ha rinnovato con prolungamento e aumento di contratto fino al 2024. Si parla anche di mercato con Giroud, che adesso potrebbe puntare l'Inter, o l'Inter punta su di lui, e si sta lavorando già sull'ingaggio possibile. Si tornerà in campo il 23 con 3 gare mica da ridere: Atalanta-Juventus, Milan-Napoli e Torino-Inter. Andiamo in Serie B, dove le venete e le friulane andranno venerdì con Pescara-Cremonese, l'inizio intanto, mentre venete e friulani, vi dicevamo, sabato c'è Pordenone-Perugia, si gioca alla Dacia Arena di Udine, Empoli-Venezia fuori dal Penzo, domenica invece Cittadella-Pisa, e lunedì chiuderà i giochi il Chievo-Verona, che affronterà l'Entella. Intanto anche per la Serie B sembra essere confermato l'utilizzo del VAR. Nei prossimi playoff lo si userà, e poi il via ufficiale nell'annata 2020-2021. In Serie C, Girone B, si ricomincia venerdì sempre con Virtus Verona Carpi. Nella Serie D invece Campodarsego Cartigliano in vetta alla classifica, Campodarsego a 31 punti, Cartigliano insegue a 28, Montebelluna a quota 17 dopo una vittoria in casa del Tamai. La prossima domenica vedrà il Montebelluna impegnato al Comunale di Via Biagi contro l'Ambrosiana. L'eccellenza, oggi tocca all'eccellenza di Coppa, perché si affrontano Porto Mansuè e San Donà. Si gioca a Mansuè, tempo permettendo e campo permettendo, con un Porto Mansuè di Stefano Andretta che è un pochino in difficoltà soprattutto per infortuni ed assenze, con una squadra che quindi sarà molto diversa da quella del campionato. Dal calcio a 11 al calcio a 5, anche qui passo breve, andiamo a Prata di Pordenone, dove c'è il Maccan Prata che stiamo seguendo in questo periodo, e allora dopo la gara del fine settimana sentiamo il tecnico Sabalino ai nostri microfoni. Siamo con mister Sabalino. Mister, è stato un po' pesante perché il gioco ne abbiamo costruito tanto, occasioni avute tante, forse è mancata un po' di fortuna e concretezza in fase di rifinitura? Ma la fortuna bisogna andare a cercarla. Secondo me abbiamo creato, abbiamo fatto abbastanza, però in fase di possesso dobbiamo ancora migliorare, cercare di leggere bene le situazioni. Abbiamo bisogno di crescere in possesso palla, capire che letture fare, e dobbiamo giocare insieme. Nessuno deve giocare per conto proprio, siamo una squadra e dobbiamo migliorare su questo. Ecco, 2 gol presi praticamente quando eravate in inferiorità numerica, prima per l'espulsione di Zocchi e poi col portiere in movimento. Forse con un po' di più carattere si sarebbe potuto evitare quei 2 gol che ci hanno un attimino, anche dal punto di vista psicologico, messo in difficoltà? Sì, ma sicuramente queste sono partite che si sa che possono girare da una parte o dall'altra in un secondo. L'abbiamo fatta girare bene noi il primo tempo, 2-0, poi io non dico niente agli arbitri, ma purtroppo ci ha tolto un giocatore. È la seconda volta che noi per un fallo, mezzo fallo, ci buttano fuori un giocatore, e dopo abbiamo preso il 2-1. Da lì abbiamo ripreso psicologicamente le redini della partita, hanno trovato il 2-2 e il 3-2, ci hanno un po' tolto delle sicurezze, e poi abbiamo cercato, adattando giocatori in pivot, abbiamo provato Burioli, abbiamo provato Dominioni, abbiamo provato a mettere anche Grandinetti in pivot, un po' tutti, perché noi ci serve un terminale da davanti che ci faccia arrivare la palla. Purtroppo adesso non siamo pronti a fare altri movimenti, 4-0 non ci viene bene, dobbiamo avere questo riferimento. Noi purtroppo ce ne hanno buttati fuori 2 volte Zocchi e abbiamo fuori Mazzucca, adattiamo altri giocatori e do adito loro della grande disponibilità che danno, però dobbiamo leggere molto meglio le situazioni e avere molto più carattere in certe situazioni.
Questa è la situazione in casa Maccan Prata. Vi ricordo soltanto che in Serie B maschile di basket la Ruker Sambe ha perso a Bernareggio, è comunque rimasta in testa alla classifica ugualmente con lo stesso Bernareggio e adesso è pronta per affrontare il prossimo incontro al Palasystem di San Vendemiano che inquadreremo nelle prossime giornate. È tutto, a domani!